Il Liceo Leonardo già da alcuni anni ha fatto proprio questa iniziativa congiunta che ha la finalità di avvicinare sempre più i ragazzi sia alla cultura della loro terra ma anche alla cultura di diciamo, etnie distanti dalla nostra. Evidentemente l'obiettivo è duplice, quello di far conoscere culture diverse ma anche quello di far vivere insieme esperienze visitando luoghi e contesti culturali del nostro territorio. I ragazzi sono entusiasti, vediamo come riescono a vivere insieme dei momenti altamente formativi e quindi quest'anno ripetiamo l'esperienza. L'accoglienza della cultura, la cultura dell'accoglienza. È una mission, quella dei beni culturali in Italia, che si devono rendere promotori e soprattutto sostenitori dell'accoglienza nel nostro Paese. Questo perché abbiamo una cultura importante, una cultura aperta e che si apre, una cultura che sarà sempre aperta addirittura dal VI, dal V secolo a.C. E allora quale posto se non Agrigento dove lanciare un messaggio che parta dai beni culturali, dalla scuola e dagli studenti? Per questo Coopulture si è proposta l'idea di sviluppare il progetto partendo proprio dalla scuola. Per noi è un onore essere qui al Liceo Leonardo, perché sono stati proprio gli studenti del Liceo Leonardo i primi che hanno mostrato questa grande forma di accoglienza, sono stati i primi che hanno saputo integrarsi con i loro, amici e coetanei di altri paesi. Chi sono? Sono i migranti minori non accompagnati, per cui sono ragazzi di 16-17 anni che sono arrivati nel nostro paese, ormai sappiamo come, ciascuno con le proprie storie che noi vogliamo condividere. Ma cos'è che dobbiamo condividere? Soprattutto la cultura. Qui ad Agrigento il Museo Pietro Griffo ha un immenso tesoro di reperti e di storia che vanno dal VI, V, IV secolo a.C. e che noi condividiamo con popoli dell'Africa, della Siria, della Grecia, della Spagna, e che quindi testimoniano che un tempo abbiamo avuto tutti radici comuni e che quindi quel grande mare che oggi ci divide un tempo era un lago che ci univa. E allora noi dobbiamo costruire ponti di comprensione e comunicazione su questo Mediterraneo e dobbiamo saper accogliere. Il nostro ponte qual è? È quello di saper integrare l'uno con l'altro, i vari paesi e l'Italia. È un progetto che centra e contestualizza la missione che nella storia la città di Agrigento ha avuto nel corso dei secoli e che oggi, in un tempo come quello in cui viviamo, dove l'idea del flusso migratorio, che non è quello degli anni 50 legato a noi che occupavamo gli Stati Uniti e andavamo in altri posti dell'America Latina, è diventato invece un qualcosa di diverso, di molto più vicino a noi in termini di importazione. Allora, cultura dell'accoglienza alle soglie del 2020, anno in cui compiamo 2600 anni dalla nostra fondazione, è un progetto che dice tante cose. Dice di Agrigento porta del Mediterraneo, lo dice anche con fatti simbolici, la porta su Lampedusa o ancora le mani giunte a Porto Empedocle, che indicano nell'idea dell'artista Agnello l'accoglienza che diventa momento che nasce dall'acqua. Ecco, elementi simbolici che troveranno anche dentro il mandorlo in fiore un momento di apoteosi con questi popoli che si incontrano, e anche qui un'altra scultura di un importante artista come Pistoletto, che il mondo un po' invidia all'Italia, con questo tavolo del Mediterraneo che racconta le diversità e il valore delle diversità che si incontrano.